Buongiorno, ancora un'intervista dalle fiere di Santa Lucia, questa bellissima rassegna che ha 1356 anni di fiere. Sono anni e anni che questa rassegna si porta avanti e anni e anni che appartiene ormai alla nostra cultura, alla nostra tradizione. Come avete fatto a tener viva anche in anni difficili una rassegna così importante e a tenerla anche di alto livello? Intanto questo è il sindaco di Santa Lucia, Riccardo Sumschi. Davo per scontato che tutti lo conoscessero, però insomma il sindaco di Santa Lucia, Riccardo Sumschi. Buongiorno. Vuol dire che il seme era molto buono, il seme ha dato un germoglio e ha saputo resistere anche alle stagioni di siccità. Sicuramente appare la resistenza della nostra fiera, la capacità di rinnovarsi e di adeguarsi ai tempi deriva dalla tradizione. Il mondo dell'agricoltura è quello da cui poi si è permeata e evoluta la nostra società e le radici sono forti. Chiaramente l'impegno è stato importante, è stato continuo, abbiamo attraversato anche periodi difficili, ma abbiamo saputo adattarci rispetto alle modernizzazioni che sono intervenute nel campo dell'agricoltura, nell'organizzazione degli eventi fieristici, nelle necessità degli espositori, quindi investimenti sulle strutture, investimenti a favore della miglior compliance degli espositori, una politica attenta alle loro esigenze e la capacità anche di sintetizzare poi con quelli che sono i trend che vi sono nel campo enogastronomico, perché è abbinata, l'agricoltura produce per poi essere anche veicolata e portare anche dei prodotti che siano dei brand riconosciuti. Siamo nel campo del prosecco, ma io cito l'asparago, io cito le piccole produzioni nel campo suino, la soppressa, i formaggi, insomma c'è una miriade di prodotti che derivano, sono importanti. Date spazio a tutte le tipicità del territorio. Sono eccellenze incredibili che non sono conosciute. Oggi ero con degli stranieri e con degli italiani del centro d'Italia. È visitata anche da stranieri questa fiera? Certamente abbiamo fatto uno sforzo da 20 anni che abbiamo cominciato un rapporto di collaborazione con la Slovenia, la Carinzia. Quest'anno siamo arrivati ad avere anche la Spagna, che è la prima volta che viene. Ma proponete dei pacchetti perché questi possano venire nel nostro territorio? Sono rapporti interpersonali, vengono sulla scia di comitati di gemellaggio, di amicizia e culturali, però comportano anche, oggi li abbiamo messi in comunicazione con la Camera di Commercio di Belluno e Treviso, perché si tessano dei rapporti commerciali, perché deve esserci sostanza, la cultura è un elemento fondante, i rapporti umani, ma certamente dobbiamo dare anche reciproco sostegno per lo sviluppo commerciale delle attività produttive e del mondo dell'agricoltura. Quindi si tessono anche nelle fiere, si tessono dei rapporti che saranno futuri, saranno collaborazioni future. Questo è uno degli obiettivi che si è posta l'azienda speciale, ne parleranno loro, ma sicuramente poi la specializzazione, io credo che chi oggi abbia avuto la fortuna di visitare i nostri padiglioni abbia capito che tecnologia, che innovazione, che azione delle menti e delle persone ci sia attorno al mondo dell'agricoltura. Anche perché avete seguito anche quelle che sono le sensibilità del momento, l'ecosostenibilità, la bioetica, per cui date anche delle risposte alle esigenze che ci sono in questo momento. Ma chiaramente questa è una cultura del territorio, di preservare sia il territorio che le coltivazioni e i prodotti, bisogna contemperare le esigenze di tutti gli attori che sono sul palcoscenico del settore primario, ma è una delle scelte che dobbiamo fare e noi le abbiamo fatte consapevolmente, non tanto in maniera demagogica, ma in maniera concreta, puntuale, direi scientifica. Benissimo, oltre al sindaco abbiamo anche l'ingegner Domenico Dalbò, che è il presidente dell'azienda speciale Santa Lucia Fiere. Quali obiettivi state perseguendo nella strategia di crescita di questo importante quartiere fieristico? Il progetto finale è quello di aiutare le aziende a internazionalizzarsi. La fiera non può essere fine a se stessa, ma quella di dare un contributo alle aziende a internazionalizzarsi. Le imprese oggi come ieri, se non crescono, non stanno in campo, muoiono. In un paese come l'Italia, dove siamo da una recessione pesantissima, non vediamo crescita, probabilmente saremo in una
stagnazione secolare, ma non c'è assolutamente crescita. In questo clima le aziende non possono stare in campo. Quindi bisogna dare una mano. Bisogna dare una mano. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare una mano a internazionalizzarsi, perché se le aziende muoiono vuol dire che le aziende chiudono, vuol dire che i dipendenti vanno a casa e vuol dire che i giovani fanno gli emigranti all'estero. I giovani vanno a emigrare all'estero, però vanno non come negli Stati Uniti d'America, la mobilità interna, perché c'è un popolo americano, qui non c'è un popolo europeo, ma ci sono delle barriere di ingresso molto alte, per esempio la lingua. Qui non possiamo, come negli Stati Uniti, da New York un idraulico va a Miami, tanto conosce il popolo, conosce la lingua, si sposta. Qui invece noi dobbiamo ammirare. E chi è che può emigrare e che può andare a lavorare? La classe più acculturata. Ma se va via la classe più acculturata, rimaniamo sterili, che rimane più sterili e il nostro paese va sempre indietro. Quindi noi in Treviso abbiamo 80.000 imprese, abbiamo perso 6.500 imprese in questa crisi del partecipante. Abbiamo fatto un progetto con Belluno ha 16.000 imprese, quindi 80 più 16, 96.000. Con San Donà, Veneto Orientale a 4.000 abbiamo 100.000 imprese. 100.000 imprese, 95.000 imprese hanno meno di 10 dipendenti. Allora cosa possiamo fare? Queste imprese non riescono da sole andare all'internazionale e andare all'estero. Bisogna che le aiutiamo. Come possiamo aiutarle? In che modo concreto? In che modo possiamo aiutarle? Lo possiamo aiutare attraverso degli accordi di cooperazione con le nazioni che abbiamo in fiera, e questo qui è un mezzo di quello, la fieristica e la convegnistica, dove vengono in fiera. Noi qua oggi abbiamo 21 nazioni, oltre il 25% degli espositori è estero, e quindi in questa maniera qua, con rapporti bilaterali, riusciamo ad aiutare le imprese. Essendo piccole dobbiamo fare un accordo di rete. Allora con un accordo di rete con le aziende specializzate è come andare con un'azienda grande, è più facile andare all'estero e internazionalizzarsi. Quindi è un obiettivo grande quello che si pone la fiera? È un obiettivo grande, ma è anche l'unico obiettivo se vogliamo continuare a far fiere, se vogliamo continuare a lavorare in Italia. Sì. Sì. Quindi le fiere internazionali di Santa Lucia si inseriscono proprio in questo obiettivo che lei... In questo obiettivo, infatti abbiamo fatto il primo accordo bilaterale con la Croazia, dove abbiamo fondato Adriatic Business Consulting, dove abbiamo un centro studi, dove abbiamo delle persone che aiutano le aziende italiane a portare prodotti e servizi in Croazia. E noi riceviamo, perché le abbiamo in fiera, le aziende croate a venire a far vedere i loro prodotti. Quindi qualcosa che va oltre la mera fiera, ma che dà proprio un supporto che dà un supporto durante tutto l'anno di internazionalizzazione, di aiuto all'internazionalizzazione alle imprese. Veramente pregevole questo. E adesso abbiamo il vicepresidente sempre dell'azienda speciale fiere, il presidente Nadal. La fiera di quest'anno, ma anche degli ultimi anni, non si limita a essere una fiera di esposizione di oggetti e di attrezzi agricoli, ma è una fiera che è stata arricchita da eventi collaterali, da convegni, è una fiera che va nell'ottica della specializzazione. Questo è il vostro indirizzo futuro, mi sembra che abbia avuto anche notevoli riscontri questa scelta, no? Sì, è proprio vero, le nostre fiere non sono più meramente una semplice esposizione di macchinari, che pur quanto importanti, perché oggi comunque ha sempre una certa importanza anche la dinamica, diciamo, dell'esposizione. Le aziende che avete presenti sono aziende anche che portano innovazione, portano... Esatto, quindi è importante avere aziende di qualità, perché le aziende di qualità qualificano la fiera e poi portano anche l'imprenditore agricolo interessato a vedere il macchinario, che vuole vedere quello che è l'ultimo pezzo tecnologico presente sul mercato. Però è molto anche importante recepire e stare al passo con i tempi su quelle che sono le tematiche di ogni momento, che sono sempre in evoluzione.
e per seguire questo penso che abbiamo dato grosso spazio anche quest'anno con 15 convegni, di cui 2 workshop tematici a grossa specializzazione, proprio perché riteniamo che sia importante andare ogni volta a modellare quelle che sono le tematiche che noi andiamo a trattare in fiera, a seconda di quelle che sono le esigenze che poi vengono trattate, i temi che sono più caldi del momento. E quindi all'interno di queste fiere non solo una mera esposizione, ma anche e soprattutto fare formazione, fare informazione per il mondo dell'agricoltura. Questo è fondamentale. Anche perché l'utente è un utente che ha anche voglia di essere informato, voglia di sapere. Mi sembra che comunque la presenza di questi primi 2 giorni di fiera vi abbiano dato ragione, no? Ha ragione, abbiamo avuto anche un bellissimo convegno di apertura che abbiamo fatto presso le scuole, la sede diciamo dell'università dietro le scuole enologiche di Conegliano, che è un centro importante. Da un lato proprio per far vedere che noi comunque siamo una fiera del territorio, anche non quindi chiusa su se stessa ma anche aperta al territorio, e anche perché insomma siamo in un settore, una zona vocata fortemente alla viticoltura, e qua è il miglior centro insomma delle scuole enologiche di Conegliano per andare a parlare di queste ultime tematiche che sono in voga in questo momento. Ma oltre a questo poi all'interno delle nostre fiere altri 14 convegni che vengono proprio fatti qui e che spaziano dalla viticoltura all'ambito del seminativo, a quelle che sono le ultime tecnologie e anche come vengono utilizzate nei macchinari nuovi. Connessi, annessi al mondo agricolo, che magari non sono proprio legati alla terra, ma che gravitano attorno. Questo mix è importante perché è quello che rende sempre attrattive le nostre fiere, le nostre manifestazioni, perché diventano un momento di aggregazione, un momento di formazione, un momento di informazione e anche un momento di festa per il mondo dell'agricoltura. Questo le rende sempre attuali e sempre al passo con i tempi. Sindaco, per concludere questo nostro momento celebrativo delle fiere, si vede soddisfatto? Sono stati anni anche difficili, ma adesso si raccolgono i frutti di queste fatiche, no? Io ringrazio tutti i collaboratori, l'azienda speciale, presidente, vicepresidente, la mia giunta. Abbiamo avuto dei momenti difficili, abbiamo saputo ricucire dei rapporti con il mondo dell'agricoltura, abbiamo saputo anche investire nelle strutture, abbiamo saputo ricreare un rapporto di fiducia. E i risultati oggi credo, dopo tanti anni, sia la migliore delle edizioni. Ci auguriamo che la prossima sia sempre meglio. Si ambisce sempre al meglio, però già questa può soddisfare. Questa ha già un target importante. I visitatori stranieri, i sindaci stranieri, spagnoli e ungheresi sono rimasti a bocca aperta. Il collega che viene dall'Abro, dall'Alto Lazio, è rimasto a bocca aperta per vedere come un comune di queste dimensioni sa realizzare una manifestazione di questo genere, con il territorio, essendo in sintonia con il territorio e con questo mondo da cui io ricordo sempre noi veniamo e con cui vogliamo andare avanti e affrontare il futuro. Ecco, con queste bellissime parole del sindaco di Santa Lucia Riccardo Sunski ringraziamo i nostri ospiti intervenuti e vi salutiamo. Buona giornata a tutti.